Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio. Buona giornata a tutti voi e benvenuti su RCI Radio Conegliano e su venetoglobe.com. In studio come quest'oggi c'è Armando Zanotto, chef di grande fama. Benvenuto Armando. Ciao Roberta, tutto bene? Tutto bene, grazie. Come hai passato la settimana? Ho passato una settimana bella e anche in compagnia delle tue ricette, Armando. Ok, bene. Sì, ho incominciato veramente ho iniziato. Bene, Sono una provetta cuoca, brava, ma insomma ho incominciato. Io cercherò allora. Con i tuoi consigli veramente interessanti. Grazie Roberta, cercherò sempre di darti stimolo, certo, con delle ricette che così e anche semplici, Armando, semplici, perché noi donne, sì, diciamo certamente, tra virgolette giovani con famiglia, abbiamo anche delle difficoltà per quanto riguarda il tempo, per cui dobbiamo essere immediate. E guarda, per caso proprio oggi ti do una ricetta semplicissima. Benissimo. Quindi cercherò sempre per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di dare delle ricette molto facili, così si innamora di andare in cucina a farlo. Esatto, perché con il difficile si va male, Armando. Esatto, e dopo se qualche ascoltatrice magari ha sa qualche messaggio perché magari nella ricetta che ha provato è andato bene, Roberta prenderà nota e poi cosa facciamo? Poi chiameremo questa persona, quando faremo questa trasmissione della ricetta, la facciamo intervenire, sicuramente. Parte dell'osservazione che Mari vuole sapere. Ma su sicuramente. Cosa dici Roberta? Ma direi che è proprio una bella. Allora, ti sa che 2 o 3 settimane fa ven parlare di erbe de papavero. Sì. Erbe de papavero che sono molto buone a farle in teccia. Sì. Fare dei pasticci, delle crepe, fare delle zuppe, delle vellutate, mangiarle in mezzo a pasta asciutta, fare un risotto di erbe e papavero e la poter mettere dentro il tuo pizzico d'amore dentro. Ma ci fai sognare, Armando, io questo piatto già me lo vedo. Ecco, sai, il pizzico d'amore dentro è sempre qualcosa alla fine che aggiungi alla ricetta che tu ami, magari se tu come dire, ti dice porco cane a questo risotto che metteria dentro una masnada di pepe rosso perché mi piace da matti il pepe rosso, allora te metti questo pepe, oppure le metti, non so, lo arricchisci, ecco, andiamo sempre fuori dal seminato perché tante che robe, Roberta ti pensa adesso ai fiori del rosmarino, sì. Ti cominci a fare una pasta, una carne, un antipasto, un risotto. Quando che hai portato a cottura questo piatto che tu hai fatto, sì, ci vuole pazienza, è da raccogliere tutti i fiorellini senza gli aghi del rosmarino. Sì, che sono quelli azzurri, sì, no? E quindi sconti un po' di tuoi peccati, perché ci vuole tanta penitenza. Perché bisogna. Se ne hai. Sì, quindi, certo. Raccogli questi fiorellini e quando tu hai eseguito la pasta o un antipasto, scorpaggi sopra un po' di questi fiori. Sii un po' generosa, non dà un fastidio. Tu mangi questa cosa che quando, ad esempio è una pasta, mangi questa pasta che è stata condita magari anche semplicemente con olio, aglio e peperoncino, ti capita sti fiori. Ma dai, ma pensa che non veramente. Ti capita sti fiori in bocca così, senti proprio questa eleganza, un'eleganza di profumo di rosmarino, che pare che ti sia Dio masticare il rosmarino, ma non è forte come il rosmarino, certo, ha un piacevole nel palato molto molto migliore. Quindi vedi, parlando dei fiori, eccetera, che arte, pensa che arte, che la cucina è anche pittura, ricordati Roberta. Quindi tu capisci che quando fai un piatto, vuoi far impazzire i tuoi ospiti, adesso le violette mamoe, le conosci o no? Sì, le conosco, sì. Oppure questi fiori qua, oppure i fiori di acacia, i fiori di sambuco. Tu quando hai preparato magari un piatto che può essere un antipasto, oppure sappiamo anche un primo, e tu metti nel piatto il primo messo su in altezza e tu sopra metti un po' di violette, nel piatto, un po' di fiori di acacia di qua, tutte robe che si può mangiare. E tu porti, un po' dopo di sera, tu porti questa pittura a tavola, ma cosa hai fatto Roberta? Ma ci innamori solo con i piatti te? Vedi che robe meravigliose viene fuori. Ecco perché dico, quindi questa ricetta che vi do oggi, mie care signore, che
Erbe del papavero, dove andare a trovarne? Erbe del papavero per i campi. Oggi pomeriggio si va a camminare. Quindi si va a queste erbe del papavero, sì. Se porta a casa pulite, le lavate per bene. Sì. No, quindi cerchi sempre che sia pulite sempre, e la parte quella più giovane sempre, sì. Non da parte della radice. Quindi gli ingredienti, e questi qua una ricetta che avete da farla come antipasto: erbe del papavero con lardo di colonnata. Ma che spettacolo! È una meraviglia. Sì. Allora, per una volta il fegato che lo mandai in scusa perché... Vabbè, insomma, sono i piaceri della vita. Certo. Come se fa... ecco, questa è un'altra cosa. Roberta, ma a proposito, tu sai i 3 piaceri della vita quali sono? No, prego. Le 3 cose meravigliose. Maestro, dimmene. Ma certo, prego, a te la parola. Sei birichina perché lo sai anche tu. Sì. Allora, diciamo, Signore mi ha dato 3 cose importanti. Mangiare bene, sì. Bere meglio e fare l'amore. Ecco, queste sono proprio... Non deve mai mancare queste robe. Che ti colorano la vita. E quindi, tornando a questo piatto con lardo di colonnata, per 4 persone prendete 16 crostini di pane casareccio, 16 crostini, sì. Dai de pan casareccio, sì. Del spessore circa di 1 centimetro, lo tostate in forno questi crostini, e poi una volta tostati li lasciate raffreddare. E dopo sapete dal vostro salumiere di fiducia, sì. 16 fettine di lardo di colonnata, 18, 20, sì. Che sia ben messe, che adagi una carta sopra leggera e che lo avvolga molto leggermente, sennò si appiccica. Sì, sì, sì. Ecco, fatto questo, cioè poi tagliate sottilmente questa erba di papavero, quindi la tritè, tutta, meglio ancora sarebbe che queste erbe del papavero le mettete sempre dentro nel mixer, no? Nel frullatore, sì. E mettete tutte queste fogliette di erbe del papavero, sì. Un po' di olio, sempre un po' di olio di oliva, extravergine, un po' di sale e pepe, sì. E mettete anche un pezzettino di burro, sì. Appena sciolto oppure tagliato a pezzettini, ma meglio se... E perché questo accostamento? Perché mi fa una cremosità, sì. Molto bella al crostino, poi che va rimesso. Quindi sì. Frullate tutte queste erbe di papavero che vi ho detto di mettere, no? E una volta che avete frullato con l'olio e il burro, la cremina che avete ricavato la disponete su tutti i crostini. Quindi il crostino, il pesto di questa erba di papavero, adagiando sopra il lardo di colonnata, e distribuite su 4 piatti di portata. Mamma mia, sì. E se volete una chicca ancora di più, prendete la forchetta, la punta della forchetta, a casa serve sempre un fiale di miele. Sì, chi non ha il miele in casa? Intingete dolcemente la punta della forchetta sul miele, sì. Estraetela, sì. E la mettete sopra? E sopra, così a lardo di colonnata, passate questi filini di miele che è stupendo. Armando, è uno spettacolo. Ecco, questa ricetta è semplice, è un antipasto semplicissimo e graditissimo per una serata i vostri amici. Anche quest'oggi vi ho dato questa ricetta, Roberta. Grazie Armando, grazie maestro per essere stato qui con noi. Grazie a tutti voi. E grazie a tutti voi per averci seguito. Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio.